Buongiorno Marco. Buongiorno Ross. Bene, grazie. Finalmente sei tornato. Sì. La casa aspetta a te. Sì, veramente infatti. ieri scene di panico. Bastardi. Perché? Abbiamo parlato di te ieri. Abbiamo detto qualcosa. Come è andato il matrimonio? Bene, ho fatto il testimone. Hai firmato? Tu lo dovresti sapere. Fiorello è stato l'unico testimone, ha fatto testimone a me. Che quando gli hanno chiesto di firmare ha detto ma ci ha pensato un attimo. No, perché vedevo sotto se c'era qualcosa. Appunto sotto... che poteva essere. Senti, abbiamo anche un pubblico, quindi è il sì. caso di urlare viva la radio! Marco. Sì, Fiore. 10 giorni e stamattina sono uscito con le ciabatte io di casa, pensavo che sai, sarà una bella giornata. Purtroppo niente, -3, c'ho ormai le dita dei piedi sono delle mandorle. Sai chi mi ricordano? I camionisti olandesi all'autogrill. Sì, perché ho messo le famose Crocs che andavano di moda 2 anni fa. Io le ho ritirate fuori dopo 2 anni. Infatti. Le scarpe quelle quei buchi, quelle che usano gli infermieri agli ospedali, per intenderci, però sono molto comode, Sì. Non pesano niente, stanno per arrivare ospiti, vedo veramente una folla. Ah, ecco, capisco, accomodatevi, applauso, ora vi dico chi sono. Avevo detto testa armata, dov'è testa armata? Mi aveva messo tutto la papagna. Scusate, ora vi spiego che cosa succede. Dici? No, niente, sono i ragazzi di Musicultura, Macerata, Festival, Musicultura. Ciao ragazzi, che sono artisti veri. Scusami. Guardate che roba. Adesso avevo tutto l'elenco, ma Testa Armata ha pensato bene di non portarlo qua. Cosa ci Io fa non gli do più niente a Testa Armata, eccolo. Quella è Testa Armata. Cosa ci fa la cultura qua? Foglio di Musicultura. Dov'è? La cultura qua mi sembra un po' fuori luogo, no? Cosa? La cultura qua. Tu stai scherzando? Noi siamo la cultura. Noi ci abbiamo Paolo Fava, noi possiamo poi noi ci abbiamo lui, il folletto della Salaria. Amici ascoltatori, è il nostro Enrico Cremonesi. Eccolo. 1, 2, 3, 4. E questo era Superman e ci ricorda che l'ospite di oggi chi è, Enrico? Miguel Bosé torna perché o lui o Clark Kent. Sai perché qua a Roma? Perché stasera ci saranno i premi della musica italiana, no? Sarebbe tipo l'NTV, quelli Music Awards. Awards, stasera ci sono i Wind Music Awards. Lui è premiato in quanto il suo CD Papito ha venduto moltissimo in tutta Europa. C'è quella canzone meravigliosa che fa vorrei una stella e la stella e una mastella e mastella con mastella e la stella. Però lo so, oggi l'abbiamo provata, magari la faremo quando tornerà. Notizie, che cosa è successo in questi giorni? A parte a Ahmadinejad, come si chiama, che è qua a Roma. Io l'ho visto, è in piscina all'Hilton. E là non si può entrare in zona per 6 chilometri, è tutto bloccato, tutto perché c'è Ahmadinejad che è qua a Roma. Sapete chi è Ahmadinejad? L'Iran, no? Sbaglio, no? Il presidente dell'Iran, quello che vuole fare l'atomica, ma cosa vuoi che sia? Un buon tempone, ma sta scherzando. Due rauti, cosa vuoi che sia? No, ma prima mi preoccupavo. Ora mi sento un po' più sicuro da quando c'è. Lo sai che gli faccio io lì, come si chiama? Ahmadinejad. Io non direi troppe volte il suo nome. Sì, non lo direi. Ecco, non lo direi. Degli amici. Capito. Non si sa mai che c'è posta per te. Arriva il postino, sai, quello come da De Filippi, però scuro di pelle. No, che ti lascia la busta e scappa, dice una raccomandata. Hai visto mai che dai, oggi siamo sulla buona strada del cazzeggio, per morire presto. Sì, infatti. Una buona strada. Poi quello che è successo ieri, secondo me è la tragedia, è stata una tragedia. Dici. Cos'è che ti ha adombrato? Cannavale! Aia! Mi è fatto male.
Si è fatto male. Il capitano non ci sarà il capitano. Senti, avevamo pensato di chiamarlo anche al telefono, è difficile perché forse lo stanno operando, però lui. Ora? Sì, io ci ho parlato stamattina, lui mi ha detto tanto, pure che sto sotto i ferri, io ti parlo uguale perché sono in anestesia. Sì, quindi, anestesia locale può parlare. Però allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone e ci prepariamo su sta cosa qua. Vediamo se riusciamo a contattare Cannavaro. Se non troviamo Cannavaro partiamo con Cassano. Allora canzone, mettiamo una canzone nuova di un cantante nuovo, un cantante che si chiama Trovato. E noi proprio dunque, una parola io abbiamo trovato. Fratello di Gerardina? No, neanche parente. Non lo so, può darsi. Si chiama Daniele Trovato. La canzone si intitola La città non ci merita. Capito? Sì. Sembrano i napoletani quasi. Sì, appunto, quasi sempre. La città non ci merita. Daniele Trovato, prego. Ragazzi emergenti, ehi, a viva le due! Sembra un po' l'inizio di Settima Luna, vero? Esco un po' via, era quella di Luna Park. Guardo la strada in fondo, si aggirava. Che fretta c'è, vorrei un caffè e non pensare più perché credo che tu non sei altro che una mia parte che non c'è, ma ora ce l'ho, e sì che ce l'ho, non so quanto durerà. Si sta già lavorando. La città non capirà mai, verranno i tempi in cui però capirà un po' di più. Allora, sai Mosley? Famosissimo. Della Formula 1 che è stato beccato mentre faceva l'orgia. Con svastiche. Allora, resta presidente della Formula 1. Alla notizia ha festeggiato facendosi frustare dai meccanici della McLaren. Ma gli non piace. ha fatto nulla di male, dai, uno quando è a casa sua può fare quello che vuole. Due svastiche succede, ma che è? Due frustatine, cosa vuoi? Un paio di strisce. Invece è bella questa su Berlusconi che diventerà produttore di vino, scritto oggi sul giornale, ma saprà di tappo. Certo. Il nano ghiacciato, te lo ricordi? Incredibile. E poi veramente adesso mi dicono che il collegamento con Cassano è pronto. Questa notizia è triste. Sta notizia che a Cesena, oggi su tutti i giornali, durante la Santa Messa a Cesena sono stati scoperti due mentre fanno sesso in un confessionale. Cioè ragazzi, ci vuole veramente Formigoni ha fatto una dichiarazione: io non mi confesso da 20 anni. Ma ti rendi conto? Ma tu come gli viene in mente? Tu pensa, quello che sta lì, il prete che sta. Il parroco si è scusato però. In nome del Padre mio. Io penso che ha detto cosa è questo rumore? Hanno chiamato i carabinieri, i fedeli. C'è un parroco in sala, fra l'altro, qua dietro. Salve Don. Ma me lo potevate dire prima. Dov'è? La rassicuriamo. Salve, date il microfono. Allora. Tutta a me ne chiamo. Guardi, la rassicuriamo, non era il parroco, studente inglese qui a Roma per qualche tempo. Oh, ciao. Invitato una famiglia italiana, grazie. Come va? Molto bene. Lei è padre?
Davide. Padre Dave, sentite questa notizia? Sì, l'ho sentita. Ma lei la sapeva già? No. Sappi, ho imparato qui. Non è una cosa nostra. No, è una cosa che è successa in Italia. In questo periodo succedono molte. Scusi, me sa cava così. Cosa avrebbe fatto lei? Li avrebbe presi e confessati? Li avrebbe assolti? Non li avrebbe assolti? Ma veramente, certo che sti inglesi pure sono così. Ma non l'avrebbe assolto, padre? Non posso dire. Non può dire. È un ginocchio su ceci? Vabbè, padre Davis, lei capisce benissimo l'italiano. Certo. Più o meno. No, ma più. Comunque rassicuriamolo, più. quello nel confessionario non era il parroco. No, erano due fedeli. Sì. Erano fedeli. Purtroppo fedele l'uno all'altro? Speriamo. Ma lo sa qual è la storia? Perché è stato nel momento in cui il sacerdote ha detto: e ora scambiatevi un segno di pace. E sti due hanno capito male. Ognuno dà la sua, no? E hanno fatto la pace. Certo. Vabbè. Sì. Allora, grazie a padre Dave. Grazie a padre Dave. Sì. Allora, il collegamento con Cassano? Non oso pensare durante le offerte cosa hanno fatto. Allora, andiamo. È una cosa molto triste, non c'è da ridere. Cannavaro si è purtroppo infortunato, sarà costretto a saltare. Avevo detto una cosa triste, ho detto pronto? Come va Ali? Sento che vi state divertendo. Sì, ma siamo addolorati. Ma non siete tristi per l'infortunio? Non siete tristi per l'infortunio del vostro capitano, per l'abbandono di Cannavaro? Come siamo noi? Lo sento. Siamo addolorati, veramente. Hai visto come soffriamo? Una cosa terribile. Cannavaro si è fatto sminchiare le caviglie da Chiellini. Lo so. Ma la cosa si sapeva già da tempo che avrebbe successo. Che sarebbe? Che sì, sarebbe? Sì. È vero che lo sapevamo. E come facevate a saperlo prima? Perché scusi? Cannavaro è un ingenuo, per non dire un cretino. Vabbè, allora, chi è stato convocato al posto su? Dai, dillo, chi è stato convocato? Un attimo faccio dire chi è stato convocato. Gamberini, è vero, esattamente. sì. Gamberini? Dove giocava Gamberini? Nella Fiorentina. Esatto. E Chiellini prima dove giocava? Nella Fiorentina. Gamberini, Chiellini, sono amici. Ecco. Gamberini ha detto a Chiellini, Sì. Chiellini, fammelo sto favore. Fammelo sto favore che voglio venire agli Europa. E allora Chiellini, tu gli hai dato ammazzato. Ho capito. Mannaggia, voglio sapere che mi da sotto, ma tu troppo, sottotitoli per i non pugliesi a pagina. Chi nasce tondo non può morire Cannavaro. È giusto, certo, lo dice anche il detto. Ma ora chi sarà il capitano? Buffon? Buffon c'è tua sorella. Ma perché, scusa, che ho detto di male? Il capitano deve avere una portata internazionale, deve essere temuto dagli altri giocatori certo. e rispettato dagli arbitri. Sì. Quindi sarò io. E tu saresti rispettato dagli arbitri? Certamente. Per esempio, ho già parlato con l'arbitro di Italia-Olanda. Con chi ho parlato? Con l'arbitro di Italia-Olanda. Allora, sentiamo, cosa gli hai detto? Niente, le paroline in simpatia, in amicizia. Cioè tipo? Niente, è una cosa facile. Io ho detto, semplicemente, ho messo anche i 2 punti. Sì, ok. Io ho detto, se non ci dai almeno un rigore per tempo, e fino a qua tranquillo. non c'è niente, Oddio, non è neanche una minuccia. No, se niente. non mi dai un rigore per tempo. È la seconda parte che è un po' così. Cioè? Ma facile. Sì. L'ha capito bene. Mi faccio tua moglie. Ecco. Grazie ad Antonio Cannavaro. Antonio chi? Ante, sì. Lo so. Antonio Cassano. Com'è che mi hai salutato? Cassano, lapsus freudiano. Dovevi dire, certo. Tu quando vai ai matrimoni e poi torni il giorno dopo, bevuto. Non devi bere troppo. Hai capito? Hai ragione, Antonio. Hai chiamato Cannavaro. Lo so. Come chiamato? Cannavaro. I ragazzi di Musicultura, solo i ragazzi di Musicultura facciano un urlo, solo loro. Allora volevamo ricordare che il 13, 14 e 15 giugno a Macerata, all'Arena Sferisterio, che è una cosa meravigliosa, alle 20:45, insomma ci sarete voi, farete spettacoli gratuiti, vero? Tutto gratuito, e metterete in mostra i vostri talenti. Sì. Allora a questo proposito
a questo proposito c'è una cosa che dobbiamo fare, perché dobbiamo farla proprio adesso che si parla di musicultura. È arrivato Valerio Mastrandrea, che qui potete vedere già qua. Buongiorno Valerio. Allora, è arrivato Valerio, è arrivata anche un'altra cosa che ci ha fatto cadere un bicchiere d'acqua, non so chi sia stato deficiente. Vabbè. Allora, Valerio Mastrandrea, solitamente a noi ci portano dei CD qua, no? Ogni tanto qualcuno ci allunga un CD, vedi questo, senti questo, mettete questo. Valerio Mastrandrea non ci ha portato un CD, ma ci ha portato un uomo. Sì. Una persona che qui vedete, voi che siete in studio potete vederlo. Valerio, lo vuoi presentare, come si chiama? Mi ricordo Alessandro Mannarino si chiama, applausetto piccolo perché mi si emoziona. Allora, che cosa succede? Sei andato in un posto, in un locale? Sì, in un locale del Trentino, dove ero lì per fare dei fanghi, una cosa, insomma, vabbè, non interessa. Tu vai in Trentino a fare fanghi? Sì, alle Caviglie. E hai trovato? E ho trovato, c'era sta sauna musicata, cioè dove c'era gente del luogo, folk, che faceva insomma allietava queste terme dei fanghi, perché i fanghi ti tirano in faccia, insomma è una cosa un po' paradossale. E c'era sto ragazzo che cantava in lingua trentina e ha cantato un pezzo molto bello che mi ha ricordato. Ma sei sicuro che è trentino? Vicino, da quelle parti lì. Forse era Trasteverino? No, è del Trentino, poi mi ha detto che è del Casilino, quindi Trentino e Casilino, Alessandro Mannarino. C'era sta rima, dovevo fare da mezz'ora. Allora, non è una cosa da Viva Radio 2, però secondo me è un artista che va ascoltato, andrebbe anche visto, per cui solamente che è quello che ti ho detto io, no? Sì, esatto, andrebbe visto, però veramente la canzone come si intitola? Il pezzo è molto recitato, si intitola Il bar della rabbia, che in tempi come questi, duri ma preziosi, racchiude in sé, come dicevamo precedentemente, allegria ma anche intrinseca. Sì, vabbè, no, c'era una cosa nostra, eravamo capiti noi. Che te sei fumato? Niente, una matita. Non fuma. Come no? Allora, il nostro Mannarino è già sul palco. Io pregherei gli amici tipo Provenzano di spostarsi per dar modo di non impallare questo servizio, poi lo facciamo dopo, grazie, e per non distrarre l'attenzione, se no ti do una capocciata. Sì? Scusa, allora, aspetta, prendo già da bere. Allora, la canzone della rabbia, ascoltiamo, io mi giro, scusate le spalle al pubblico che me lo voglio godere, è una cosa del tutto particolare e che secondo me prima o poi ne sentirete parlare. Il grande Mannarino. Silenzio. Quando un giudice punta il dito contro un povero fesso, nella mano stringe arte 3 dita che indicano se stesso. A me alza un dito per essere diverso, mi fa più fatica che sposta tutto l'universo. Sono una montagna, se il momento non viene, meglio. Sto bene da solo. E il proverbio era sbagliato. So l'odore dei tappo del vino che hanno rimandato indietro. So i calli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E ce l'ho fegato. Aia. So come il vento. Vado dove va, ma sto sempre qua. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, e più bevo e più sede mi viene, sti bicchieri so pieni di sabbia, so il giravvoto dell'anello cascato al dito della sposa, che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato. E io gli ho detto meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se mi libero pure dei paesi tuoi sto a cavallo, e se mi gira faccio fuori pure il cavallo, tanto vado a vino, mica a cavallo. So il buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna. E la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata è la vita, che una volta che nasci giri, conosci, intrallazzi, ma dalla vita vivo non ne esci. Uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. Io invece non c'ho nessuno che mi spigne,
meglio, non si sa mai, visti i tempi. Ma se rinasco mi voglio rincarnare in me stesso, con la promessa di farmi fa più sesso, e prego lo Spirito Santo del vino dannata de mettermi a venne i fiori per la strada, che voglio regalare una rosa a tutte le donne che non me l'hanno data, come a ditti che ne la so fa una serenata. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia o della rabbia, e più bevo e più sede mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. Ma mo che viene sera e c'è il tramonto, io non mi guardo indietro, guardo il vento. 4 ragazzini hanno fatto un'astronave con un po' di spazzatura, vicino ai secchioni, sotto alle mura, dove dietro non si vede, e c'è un'aria scura scura. Me mozzico le labbra, me cullo, che me tremano le gambe di paura. Poi mi fermo e penso, però, che bella sta bella fregatura. E brindo! Io lo chiamerei così. Sembrava la storia della mia vita. Bravo. I ragazzi di Musicultura che dicono? Lo prendete con voi? Ragazzi, è un fenomeno. Bravo, grazie, siamo contenti che tu insomma sia passato da qua. Grazie a Valerio Mastandrea. No, ma se non valeva la pena io con tutto, no? Allora, mi dicono che devi andare via a fare 2 fanghi a Manchester, e quindi sempre una grande ironia. Sì, siamo proprio ironici. Allora, ragazzi, il nostro ospite sta arrivando. Allora se ne andiamo noi, giustamente. No, come a dire, no? È carino da parte tua. Ringraziamo. Senti, c'è un'altra sorpresina. Chi è? Tu sai che c'è un cavallo che si chiamerà Viva Radio 2? Dopo. Però ormai non so. Lì, lo so. Che dobbiamo fare? Dice, ormai l'hai detto, cos'era? Sì, un cavallo che si chiamerà Viva Radio 2, che correrà agli ippodromi proprio. Così quando correrà tutti vai Viva Radio 2. Però se non arriva Mortacci tu. Ma com'è sto cavallo? Che cavallo è? Guarda, qui c'è la persona che è un puledro che è Giorgio. Ma lei c'ha un cavallo veramente che corre col nome nostro? Sì. Ma che bello! Viva Radio 2. Ma veramente? Sì. Di un amico irlandese. Un cavallo irlandese che sì. Ma dove corre? Che gare fa? È ippodromo delle Capannelle, forse speriamo quest'estate a Napoli oppure a Capannelle a settembre. Quindi noi ci potremmo vedere su qualche giornale primo. Viva Radio 2. Viva Radio 2. Sì. Bello, oddio. Veramente che bello. Se non arriva però, Tacci tu a Ferrando. Poi tu li conosci tutti di come sono, Sì. Beh, grazie, veramente grazie. Questa ci mancava. Signori, è arrivato l'ospite che stavamo aspettando, qui ci sono delle fan veramente dell'ultima ora, delle fan che avevano il poster di Miguel Bosé in camera, vero signore? Qui abbiamo veramente le Desperate Housewives in prima fila che erano veramente le fan. Attenzione, ladies and gentlemen, Cremonesi, tieni di pronto Miguel Bosé! Eccolo qua, è entrato Miguel, le fan in delirio. Eccolo. Miguel Bosé, ma che bello, guarda. Per la seconda volta Miguel Bosé a Viva Radio 2. Cremonesi, che stacco hai fatto te? Che stacco hai fatto? Che stacco hai fatto? Fagli lo stacco che hai fatto prima, dai, tutto al volo. Miguel Bosé! Portiamo indietro nel tempo, Michele.
Beh, Michele, che vuoi? Se è così la vita. E dobbiamo ringraziare che siamo arrivati fin qua. Capito? Io pure, sai, a me quando vado in giro a fare l'ospite mi chiedono cose che ho fatto nel passato. Io dico no, ma io sono un altro. Sì o no? Ma ormai non siamo più artisti, siamo un cumulo di repertorio. Sì, io dico che Michele, tu la fai la radio? L'hai mai fatta la radio? Mai. Hai una voce meravigliosa, cioè anche come parlato. Tiene una voce molto potente. E sei venuto con Bimba? C'era anche l'altra volta? No, non c'era. Non c'eri Bimba? Mia nipote. Lei è tua nipote? Sì. Tu sei Bimba? Sì. Beh, ma io ho visto le foto che eri Bimba proprio. Ora un po' meno, però sempre Bimba. Aspetta, nipote, spiegami la parentela, perché lei è la figlia di Lucia, mia sorella Lucia. Lo vedi uguale? Ah, di Lucia, è vero. Si assomiglia tantissimo. Sì. E stare insieme così, zia e nipote com'è? Si sta bene con Andiamo a cantare questa notte, no? Abbiamo fatto questo uno nel CD Papito, una delle canzoni che come un lobo e la canto con lei. Allora, qual è la come un lobo si chiama. Come un loco? Come un lobo. Dell'orecchio? No. Che vuol dire lobo? Wolf. Lupo. Come un lupo, sì. Lupo. Da noi in italiano lobo è questo, capito? Sì. Perché questo. Sì, Michele, che ridi? È la parte dell'orecchio, questa qua si chiama lobo. Alberto Lobo. Lo so, me lo spiega. E tu da tanto che sai, tu giri, vai in Spagna, dici. Qui noi guarda, non so se hai notato, siamo cambiati, c'è molta più luce. Infatti c'è più cavi anche, perché questi LED non c'erano più, l'altra volta non c'erano. E tu sei qua perché stasera vi siete modernizzati. Hai visto che roba? Sì, abbiamo luci, cose. Sembra uno studio adesso. Adesso sì, prima avevo un sacco di amici l'altra volta qui. È vero. C'era quello della cabina? Chi? Quello della cabina. Tanto c'è una sorpresa per te. Sì. Una sorpresa per te, perché abbiamo un'intervista con non dico un personaggio, ma una cosa vicino soprattutto agli spagnoli. Bene. Come vanno in Spagna le cose? Bene, no? Bene. Vanno bene, sì. Potrebbero andare peggio. Parlano sempre male dell'Italia, ma come mai? Guarda caso, non lo so. Sì, non so chi è, una del governo spagnolo, una donna, non mi ricordo come si chiama. Ha parlato male, cosa ha detto? Sempre dice che noi abbiamo l'immigrazione non va bene, immondizia, però tutte cose false. Tutte cose false. Sì. Non abbiamo un cumulo di immondizia, non abbiamo niente, tutto a posto, tutto pulito. Sì. Basti pensare che l'Italia come turismo è scivolata agli ultimi posti del ranking internazionale. Pensate che in tutta Italia hanno chiuso 310 spiagge in tutta Europa, 300 sono italiane. Ma perché? Oggi su tutti i giornali. Perché sono pieni di immondizia. Al posto delle boe c'hanno i sacchi della nettezza. Sì, stiamo vivendo un periodo, però adesso tu non lo sai perché noi abbiamo un nuovo governo da qualche giorno e adesso vedrai risolvono tutto. Che c'è SS, non Super Silvio col mantello rosso che via. Prima c'era Super Simo, più veloci della Lucina, perché lui è più è già partito alle volte di Napoli con il vetrillo in mano, adesso vedrai, rimette tutto a posto. Sì. Senti, vogliamo vedere mentre c'è Miguel. Stasera Miguel andrà a fare i Wind Music Award, quindi ti daranno sicuramente premio come miglior CD europeo, sarà. Non lo so, perché lo mantengono qui in segreto, non mi dicono niente, mi hanno spiegato niente, per cui non ti posso. Vai a Valle Giulia, lo sai? Sì, lo so. Andiamo a fare, so che cantiamo questo pezzo assieme perché il nuovo singolo è in Italia e poi il resto non lo so, tutto un mistero. Adesso poi mettiamo il disco, poi se volete fare qualcosa live che non sia il disco al volo, qui si può cantare. Sì. Tu di un accordo e parte. Ti di fa maggiore. Hai visto? Sol minore. Re maggiore. Sembra sempre la stessa, Sì. Non è che. Sembra sempre Allora abbiamo un'intervista adesso, vediamo se c'è quella telefonata lì con con una, sentiamo, perché noi è successa una cosa incredibile nel football. Sì. Il nostro capitano della nazionale Cannavaro, che gioca nel Real Madrid, si è, come si dice in spagnolo, si è rotto il toviglio. Non risponde. Mi dicono Cannavaro non risponde perché sta sotto i ferri. Allora noi volevamo ma pensate, spegnere il telefono quando si è sotto i ferri, ma si fa. Vabbè. Allora, Cremonesi, che vogliamo fare? Dillo tu. Suoniamo? Lui vuole suonare. Suona. Senti, io faccio no, tu non cantare, Michele, se vuoi canti, io voglio fare una tua canzone di quando tu eri qua in Italia che veramente, ed è Bravi ragazzi, a me va lì proprio. Quella me la ricordo. Anch'io. Se la ricordo, è sempre bello però Michele Bosè.
Bono ho sentito, addirittura Bono. Signora. Ma Bono degli U2 che gli urlano? Fa Bono, lo Figo. so. E a Figo cosa gli urla? Sì. Allora, te la ricordi come fa bravi ragazzi? Che fai? Già parte? Subito, Bravi ragazzi, siamo amici miei, tutti poeti noi del 56, a spasso in un mondo che si dà via, la vita è solo acrobazia, camminiamo sul filo nel cielo, a più di 100 metri nell'asfalto, siamo un punto là in alto, bandiere nel vento di città. Siamo in piedi e quasi una magia. Tra tanti imbrogli, tanta ipocrisia, andiamo avanti senza mai guardare giù, tornare indietro non si può più. Tutti insieme camminiamo allo sbando in un mondo che sta quasi per toccare il fondo, sospesi nel tempo, in crisi da un'eternità. Su Pacifica Show c'è Miguel Bosé. Berlusconi ascolta la radio, Berlusconi ascolta la radio e dichiara: bravi ragazzi, siamo amici miei, tutti poeti, noi di 1,56 m. Voi c'avete, in Spagna c'avete Zapatero, occhio azzurro, alto Zapatero. Che è qui a Roma oggi. Dove? Sì. Insieme ad Amain e Jad sta. Cosa si dicono? Ma davvero? Ah sì, sono tutti insieme? Ah, ma pensa che io vorrei essere là in questo momento a farmi due chiacchiere. Sì, ma con Amain e Jad, come si chiama, io sbaglio sempre. Sì, Almain e Jad. No, io sai quanti amici avevo che erano così uguali a lui. Piccoli in Sicilia, è uguale. Giacca beige, camicia bianca, meraviglioso. Il presidente dell'Iran. Sai che un altro bravo ragazzo del 56 anche lui. Ah sì? Bravissimo. Bravissimo. Ragazzo Caruccio. Sì. Faresti una seratina. Ma non dipende seratina esplosiva. Dal giorno che sei nato, dipende dalla latitudine. E lì cambia moltissimo. Senti, a me Miguel, io mi farei raccontare tutto della sua vita, perché hai fatto un libro, tu vero? Hai fatto un libro? Ho fatto un libro, sto per pubblicare un libro. Ah, vedi? L'ho letto, io vado avanti. Sì, è già fatto. Perché essere corretto. Quando tu mi raccontavi che stavi sulle ginocchia di Picasso, cioè, capito? Non è una cosa bella quella cosa lì. Sì. Ma lo chiamavi nonno? Come lo chiamavi? No, Paolo. Paolo, ma sono quelle cose che fanno parte di una vita, fanno parte di una naturalità che in fondo non. Mi è successa una cosa stranissima, perché noi siamo cresciuti, insomma, la famiglia con tanta gente che ha fatto ha disfatto il secolo XX. E a un certo punto a scuola mi hanno chiesto di fare devo dire, conoscevo questo personaggio perché vivevo con lui, andavo a fare vacanze eccetera eccetera. Un giorno a scuola mi mandarono di fare un lavoro su Picasso. Entrai in panico perché non sapevo cosa aveva fatto, anche se lo vedevo dipingere eccetera eccetera, non sapevo qual era il suo legato, diciamo, alla gente. E hai visto i suoi quadri? Sono dovuto andare proprio a cercare nei libri il patrimonio comune. I quadri di Picasso nei libri è difficile perché c'è un occhio in una pagina, certo. L'altro occhio è nella pagina dopo, quindi devi un po' ricomporre. Mi chiedevano cosa fa il nonno, fa l'imbianchino, dunque, esatto. Poi dopo ha dovuto. Allora, attenzione che c'è un'ansia su quella cosa che hai detto tu. A Roma Berlusconi vede Zapatero, ma Zapatero non vede Berlusconi. Giustamente.
Senti, facciamo una pausa. Abbiamo una radiopromozione, scusate. Sì, vai. Abbiamo una radiopromozione, tra non molto sentiremo e poi dopo c'è una cosa per voi. Abbiamo un'intervista a un toro. Sì. Un toro spagnolo di quelli da corrida, ma proprio l'abbiamo intervistato perché c'è stato Cristiano Ronaldo, sai che ha fatto uno spot dove dribblava il toro. Quindi gli animalisti si sono arrabbiati perché non si prende in giro un toro, meglio ammazzarlo. E poi non riusciva mai a dribblarlo. No, perché quando gli faceva il tunnel la palla rimaneva lì. Perché dietro le palle. Capito? Cosa aveva? Le palle. Vedi la metafora di cos'è? Le palle. Lo spelotto. Ma valgono più due di una. Com'è? 2 palle più di una, no? In che senso? Vale di più. Certo. Un po' lento. Di una. Guarda, l'ultima volta c'è stato Michele Bosè qui, parlammo di manovelle. È vero, sì. Sì. No, perché Manuelas. Manuelas. Perché eravamo curiosi di sapere come si dice, diciamo, masturbazione manuelas in spagnolo. Si dice Manuela, ma questo Iglesias quando cantava esatto. Salutiamo il nostro Don che è qua. Salve. Stavamo scherzando, Don David, tranquillo, si scherza, E poi c'ha una cadenza lubricata. Sì, che come faceva lui. Quando io sono e me trovo solo, Manuela. E me trovo solo. Quando sei triste, pensa alla Manuela Arcuri. Manuela. E anche adesso che ho 80 anni, ogni tanto Manuela. Va bene. Se diventa ciechi con la Manuela. Esattamente, vabbè. Esatto. Vedo Bimba che è un po' perplessa. Bimba. Dove sono capitata? Bimba, sei giovane, perché tu sarai per sempre giovane. Tu sei ragazzina, rimarrai sempre bimba tutta la vita. Sì. E questo è bello, Bimba per sempre. Bimba per sempre. Faccio un tatuaggio, no? Vedo che anche tu non disdegni perché hai tatuaggi con carte da gioco, dadi. Piacere, Baldini. Anch'io sono molto incline al. No, sai perché? Perché lei non sapendo. Non sa, sì. Lui è un esperto. Giocatore. Jugador de carta, de caballos. Sì. Anch'io qualcuno qua. De todos. Sì. Allora, che vogliamo fare? La radiopromozione. Vai, ce l'avamo presi dalla Manuela. Ci siamo, viva Radio 2, Michele Bosè, nostro ospite, eccoci. Sì, siamo qua. Siamo tornati. Siamo qua, però siamo qua. Allora, che cosa c'era? Abbiamo tanto parlato di lui che sta chiamando. Sì. Sta chiamando da stamattina, non sappiamo. Sai che ho avuto un momento di, siccome non vedo bene, ho visto quelle mosche tatuate sul braccio. Pensavi fossero vere? Ho detto, ma che succede? Invece sono finte. Allora, sentiamo un po'. Sentiamo che ci chiama da stamattina, sentiamo cosa vuole. Pronto? Pronto? Buongiorno. Siamo in diretta? Sì. Allora dovrei fare un appello. Ma dai, un altro. Senta, ci racconti piuttosto del bagno di folla di ieri. Abbiamo letto che è stato osannato dalla piazza. Allora, ecco appunto, proprio del bagno di folla vi volevo parlare. Sì. Allora, ieri in quel casino mi hanno fregato il portafogli. Ma pensa che succede, Allora, dei soldi non me ne frega niente. Perché? Vabbè, perché tanto non sono miei. Certo. Ma certo, questo ma dentro avevo delle cose personali a cui tenevo. Niente di valore, Porca spero, paretta. no? No, però ci tenevo. Avevo la foto dei ragazzi. Quando si toccano i figli. No, i figli, i ragazzi del Milan. Ho capito. Una figurina dell'album Panini 2007-2008. Poi avevo una tessera di un circolo per il tempo libero lì, vabbè, doppia coppia. Dove si gioca a carte? Baldini, sveglia, doppia coppia. Poi c'avevo dentro un paio di quelle cosette che servono per non combinare guai irreparabili quando vado al doppia coppia. Sì, senta, ci dispiace. Spero che comunque questo non le abbia rovinato una giornata così grande. Guardi, non ha rovinato niente. A rovinarmi la giornata, lei lo sa chi è stato.
Non lo sa chi è stato? No, il Brunetta. Ma no, si è perso ancora nella folla. No, quello non si perde perché gli ho messo un'asta lunga 2 metri con la bandierina con scritto sono qui. E dunque non c'è. No, ieri dopo la parata ho provato a togliergli le rotelline dalla bicicletta, era tanto che me lo chiedeva, e mi è caduto, vedi, si è sbucciato le ginocchiette. Sì. Però ha fatto il furbetto, voleva i bacini su Abua dalla Prestigiacomo. Ci credo io. E meno male sulle ginocchia. Che lì le piscinine, ma è un martello. Sì. Guarda, quello l'8 marzo bisogna mettergli la museruola. Perché guarda, ti si infilano i mazzi di mimosa con l'impermeabilino e salta fuori all'improvviso. Lo so. Telefonino, Presidente, le squilla. Sì, un attimo rispondo. Pronto? Sentiamo. Pronto? Non ti capisco. Chi sei? Sarai sicuramente il Gianfranco. Fini. Ma perché stai frignando? Non ti capisco. No. Chissà cosa gli ha fatto. Questa è grave. Passamelo. E questo è l'altro. Umberto. Boss. Umberto. Non si fa. Non ridere. L'hai fatta grossa. Che ha fatto? Ma non puoi usare il telefono del Gianfranco e mandare i messaggini a Sarkozy con scritto la Bruni me l'ero già fatta io. Non puoi. Grazie non Presidente. Puoi, Lasci sono cose che accadono. Ho un diavolo per capello oggi. Sì, Hai lo notato? vedo. Ho cambiato. Lo pettina la Guardia Forestale, lo pettina. Ho cambiato look. Sì. Eccolo là. No, c'è un ragazzino in prima fila che sta ridendo. Il parrucchiere con lo sgabello e la frusta. No, sono curioso. Date un microfono al pischello. Sì. Come ti chiami, piccolo? Jacopo. Ti fanno ridere i miei capelli? Sì. Sì. Tutto il resto no, invece. No. Solo i miei capelli. Guarda, sì. Allora, vediamo. Facciamo la prova, adesso sono normale. Sì. Guarda bello. E ride. Guarda, insomma. Come ti chiami? Jacopo. Jacopo, sì. Ti piace Miguel? Sì. Miguel Bosè? Sì. Tu. Adesso non puoi capire che tu non c'eri, ma prova a chiedere alla disperate housewife qui davanti. Sì. Guarda qua, signorina. Cosa disperata. succedeva qualche anno fa in Italia? Vuole dire di Miguel Bosè, vuol dire qualcosa? Aveva il poster? In camera, sì. Vedi? Sì. Lei, signora? Gigantografia. Ce l'avevano le figlie, quindi. Ah, c'era pure lei. Visto che ci siamo. L'altra signora? Ovviamente siamo sorelle, no? Ah, quindi c'avete un poster solo? Uno solo per 4 era. Incredibile. Io fui convinto dalla mia fidanzata ad andare a vedere un suo concerto in mezzo a 10.000 ragazzine urlanti, l'avrei mangiata viva. L'unico uomo e tutti io lì sotto il palco. Allora, a Firenze. Ah no. Questi sono veramente matti. Come andiamo avanti? Allora, Cannavaro non riusciamo a trovarlo. Allora, sentiamo la vostra canzone, quella che farete questa sera su. Ma questa sera registrano però, non va in onda questa sera. No, domani. Domani va. Domani e dopodomani, no? E dopodomani, no? Pensa che io l'accento spagnolo l'adoro domani. Domani e dopodomani. Io pensavo registrano l'intervento di Cannavaro. Pensa dove era ancora là. Allora, Miguel e Bimba Bosè in. Come si chiama in spagnolo? Come un lobo. Ah, come un lobo. Che per noi è sto lobo. Like wolf. Io vedo già vedo questo che dondola, capito? Sì, con le gambe. Esatto, il lobo con le gambine. Esatto. Come un lobo, vai! Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
ragazzi, dal vivo! Bravo Cremonesi, al volo ha mixato. Benissimo. Incredibile, abbiamo una telefonata, attenzione, scatterà un applauso di quelli fragorosi. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buongiorno a tutti. Chi sei? Sono Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro. Caro Fabio, t'hanno già operato? T'hanno operato? No, mi opero domani mattina. Meglio col fresco. Sì. Parti presto così. Senti, guarda, intanto è inutile dirti ci dispiace molto, però tu sai come la pensiamo noi, l'abbiamo detto pubblicamente, abbiamo sentito Cassano adesso e ci ha detto che è tutta una combutta di Chiellini con Gamberini. Tutto in Nino. Ci sono messi d'accordo per starmi fuori. Esattamente. Senti, ma com'è andato? Com'è stato? È stato uno scontro, una scivolata? È stato uno scontro con Giorgio e mi dispiace perché comunque sai, in questi casi uno ci resta sempre male, quindi ho detto a Giorgio non preoccuparsi perché sono cose che capitano. Prima o dopo avergli rigato la macchina? Dopo, anche gli specchietti dei trasvisori. Senti, però abbiamo letto, sono uscite dalle agenzie che rimarrai lì lo stesso, in Austria. Sì, ho deciso con l'allenatore di operarmi domani e di restare qui col gruppo. Bravo, il capitano rimane là. Poi Austria è bella, l'Austria è una bella nazione. Sta diluvando qui. È vero, no, io guarda ad Austria ci vado a fare Capodanno, Natale, anche a Ferragosto mi piace andare anche in Austria. Io sono uno del club amici del Valzer Viennese, che figurati, vado sempre. Il nostro Baldini. Senti, ma tu ormai da quanto tempo giochi in Spagna? 2 anni. Hai vinto 2 scudetti o 1? 2. Sai come si dice? 2 di seguito, però sono 4 in totale. Sei so che tu sei interista, giustamente. Vabbè. Senti, ma vai in comunità adesso. Ma come con lo spagnolo come sei messo? Hai imparato? Capisco bene. Aspetta un attimo, c'è una persona che ti dirà 2 cose, un attimo. In spagnolo. Fabio, el año que viene vas a empezar la temporada o no vas a empezar la temporada? Claro que empiezo la temporada. La tombolata. Pero seguro. La tombolata. ¿Seguro? Sicurissimo. Bueno, ciao, sono Miguel Bosé, Fabio. Ciao Miguel. Hai capito con chi stavi a parlare? Con Miguel Bosé stai. Che cos'era la temporata? Scusa, la stagione. Sì, perché stamattina c'era. Complimenti. Grazie infinite, Fabio. Non ci conosciamo, però insomma, sai che sono madridista. Avremo modo magari di vederci a Madrid. Lo sai dagli altri, no? Che sono madridista hooligan. Sì, addirittura. Sì, ma tu che zona abiti a Madrid? Prima abitavo in centro, in Velázquez. No, si sta male lì a Velázquez. Sì. No. Adesso mi sono spostato un po' fuori. Dopo la Casilina, meglio un po' fuori. Abita sul raccuerdo. Sul raccordo annular. Senti, però vedo che l'umore è buono, l'umore. Sì, ma sai cosa, Fiore, che comunque sono cose che capitano. Lo so. Io ieri sono stato 2 minuti in un reparto lì dell'ospedale e mi sono reso conto ancora una volta che sono fortunato. Infatti, questo è anche vero. Sono cose molto più gravi. Una caviglia, cosa vuoi che sia? Sorriso e andare avanti. Scusa, ma quanto ti hanno dato di come si dice? Referto? Sì, quanto tempo devi stare fermo? Io penso 2 mesi. 2 mesi. 2 mesi, 2 mesi e mezzo dovrebbe essere già tutto a posto. Sai qual è il problema? Che non può fare il bagno a mare, questo. Questo sì. Questo sì. Mi dispiace. Però dai. Poi torni a Napoli, sì. E dopo tornerò comunque andare a fare un giro un po' per Capri, Ischia, speriamo di avere un po' di giorni di vacanza. Va bene, dai. Senti, allora salutaci tutti, in particolare Cassano ci devi salutare. Cassano, ce l'ho qui a fianco alla stanza a fianco. Che fa? Veramente? È ricoverato anche lui? Ma che fa? Che fa di notte? Si sentono rumori, cose, che fa? No, è tranquillo, di notte almeno non parlo. C'è Miguel Bosé che dice che magna. Perché là è famoso. No, Michele è magrito. Non è più quello del Reale. Allora, Fabio, devi mandare una fotografia perché non ci credo. No, è vero. Te lo giuro, sta benissimo. Sì, vabbè. A proposito di mangiare, quando sei a Madrid, se vuoi mangiare una vera spaghettata, cioè una cucina vera italiana, che sai che il migliore ristorante di Madrid è casa mia.
Sì? Io pensavo appunto, andiamo allora mi raccomando, dopo vi lasciate i numeri di telefono, perché a Madrid va bene. No, non ti preoccupare, ti rintraccio io. Ok. Allora Fabio Cannavaro, ciao. capitano della nazionale, adesso sarà Buffon. Tra l'altro ti devo dire una cosa, devo leggere un'agenzia. Fabio, ascoltami che c'è un'agenzia. C'avevo un'agenzia. C'avevo. Chi ce l'ha l'agenzia? L'agenzia, ora ve la faccio vedere, che è uscita a proposito del tuo incidente, che è molto curiosa, eccola qua, guarda. Allora, potrebbe saltare azzurro importante. Adesso dice mi dispiace. Vienna 3 giugno, una maga austriaca, sta zoccola, aveva previsto giorni fa l'uscita di un giocatore della squadra azzurra a Euro 2008, anticipando così l'infortunio di Cannavaro. Mo ti dico come si chiama. L'aveva detto. Tanto l'hai chiamata benissimo. Come si chiama? La zoccola. La zoccola si chiama Rosalind Haller, come calciatore che giocava nella Juve. Esce il 36 a Roma martedì? Non so, chiediglielo perché. Hai capito, Cannavaro, sta Haller che t'ha fatto? Te l'ha tirata proprio. Guarda, è una zoccola, ci sta niente da fare. Grazie a Fabio Cannavaro. Ciao. C'è la pubblicità? Aspetta un attimo, vuol dire che questa già me la vedo sulla Gazzetta dello Sport. Sì. Cannavaro 2 punti, è una zoccola. Lo vedo. Padre, intesa come topo di fogna era. Sì, perché lei lo sa, lei è inglese, ma non sa però che in Italia sappi che il topo femmina, il topo, la topa, diciamo. Ecco, aggrava la situazione. Si chiama così, è lì in lingua, non è una parolaccia, non è una parolaccia. No. Ha capito, padre? È la femmina del topo che va con tanti topi. Bene, signori, eravamo un programma in odore di santità, adesso siamo scomunicati ufficialmente. Ma Michele, siamo scomunicati. Ma sono straniero. Michele è straniero. No, ma quello è un altro tipo di topo. È un altro tipo di topo ancora. Anzi, a sorga. Fantastico. Ha detto la sorda, che è quella che è la zoccola che non sente. Continua ancora a dire. Topone. Abbiamo capito. Allora, fatemi salutare Bossari, che c'è Daniele Bossari, che presenterà Musicultura. Uomo Rai. Daniele Bossari. Dai il microfono a Bossari. Pascalo 76 fa. Sì, su Rai 2, quindi della famiglia, no? Ciao Bossari, tutto bene? Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Bene, grazie, che bello essere qua. Hai visto che roba? È fighissimo. Parlavamo di topi con padre Dave. Stavo sentendo. Siccome padre Dave non capiva, Michele Bosè ha precisato. Ha precisato bene. Tra Sorca e Emanuele. Vabbè. Allora. Secondo me Michele Bosè da ora in poi verrà sempre qua, ma giusto così. No, soltanto per uno spazio ben specifico. Cioè devo dire che sarà il mio spazio, si parlerà di quello. Solo di quello. Ma va in onda in Italia? No, va in onda in Italia? No, dico qui andrà in onda prossimamente su questi microfoni. Però ragazzi, non pensate, soltanto quando arrivo qui in questo studio succede questo, non so perché, saranno loro due. No, ma non succede sempre. Quando venite tu e padre Dave. Fuori un conto di allora siamo noi i catalizzatori di questa cosa. Cremonesi, prima della pubblicità voglio fare l'inciso di quella bella che piace a noi, se tu non tu, l'inciso. Sentiamo. L'inciso, accordo e poi dopo. Così stanotte voglio una stella a farmi compagnia, che ti serva da lontano ad indicarti la via. Così amore, 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 dove sei? Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Pubblicità dopo con Michele Bosè. Ci risiamo, viva Radio 2, via Asiago. Oggi Michele Bosè con noi ospite, mentre Fiorello sembra Santa Caterina da Siena adesso. Girati. Eccolo là, guardalo. Complimenti, con quella pezzolina. Così, Sì. Mia zia quando andava al Rosario di pomeriggio alle 5 aveva quella pezzolina lì in testa. Scusate, ma purtroppo il Santo Padre ascolta la radio e dichiara. No. Ma questo Bosè è quello che ha diviso le acque del Mar Rosso?
Siamo in odore di scomunica. No, guarda, nella vita, sì, fin quando c'è il sorriso, sì, e la risata e non c'è violenza di mezzo, va tutto bene. Sì, va tutto bene. Io lo dico sempre. Sta frase la dico sempre. Se Gesù fosse qui tra di noi, si farebbe una bella risata. Sì. Io non credo né a quelle cose lì tipo blasfemia, queste cose sono altre le cose. Fino a quando si sorride, vero padre Dave? Vedi ha detto sì, ha detto sì, vai. Ma che meno male. Il sorriso con una battuta, il Santo Padre pure una risata se la fa. Non tutti sono spiritosi, ricorda. Sì, lo sai chi lo dice? Bibi Ballani. Attento che non tutti sono spiritosi, esatto, che poi ti arrivano le guardie con l'alabarda, esatto, e ti vengono, che sono anche vicine, prendono il tram per venire da noi, sono anche vicine, capito? Va bene, non è il caso di. È una cosa che vi riguarda, voi che vivete in Spagna. Purtroppo ci abbiamo avuto una. Poi voglio dire, il papà di Michele era un torero, grandissimo famoso, un torero famoso. Abbiamo avuto una telefonata di protesta. Chi? Adesso abbiamo ricevuto una telefonata. Noi adesso siamo perché gli unici tu sei qua, Michele, che riusciamo a parlare con un toro. Sì. No. Un toro ha protestato, sta chiamando perché tu sei qua in studio, lui ha protestato. Sentiamo perché ti va? Tue origini, capito? Sentiamo, dai. Sentiamo se riusciamo a parlare con il toro. Non sappiamo se è un 3-4 per la Spagna. Sì, sì. O dai capelli sembra più una vacca. Bambini. Vabbè, dai. Sentiamo se c'è il toro. Sentiamo se c'è il toro. Pronto? Eccolo qua. Salve toro. Che sorpresa. Un toro a Viva Radio 2. Olè. Io sono il toro. È una bella sorpresona avere un toro a Viva Radio 2. No, io non sono un toro. Io sono il toro. Ah, il toro, ok. Sono il primero dei tori. Ah, il primo dei tori. Sono il toro con la T muy grande. T maiuscola. Te l'assicuro. Sì. Non ho solo la T. Ah, ok, abbiamo capito. Sono il toro da monta più ricercato in tutta la penisola iberica. Ma pensa sono così cercato come toro da monta. Sì? Lo dice proprio spagnolo. Che mi hanno soprannominato l'Albano de Catalogna. Certo. I risultati sono quelli, ha ragione signor Toro. Senta, ma lei ha un nome, signor Toro? San. Mi chiamo San. Santo. Sorvoliamo su questa orribile. È da quando mi sono fatto ossigenare la cabeza, certo. Mi faccio chiamare Santoro. Tutto attaccato, certo. Sono un hijo de arte. C'è un figlio d'arte. Ogni tanto esce fuori. La mia famiglia si occupa di procreazione da sempre. Ah, sì? Allora fu mio antenato imbarcato con Cristoforo Colombo a farsi le prime 3 manze americane. Le prime 3 manze. Okay. Mio padre ha depositato nelle banche del seme di mezza Europa. Ah, sì? Mia madre invece era una vacca. Ecco, adesso non. Perché parlare con accento veneto? Esatto, perché. Ci avrà delle origini. Chi è che parla? Chi ha parlato? È Miguel Bosé. Allora, dia Miguel. Sì. Dia Miguel. Io. Sì. Lei? Intanto. Dia Miguel. Sì. Che sono incazzato nero. Ah, perché? Come perché? Perché suo padre ha matato mio nonno. Può darsi, era torero. E mio nonno ha lasciato tutta l'eredità a mio cugino. Ma pensate. Benicio. Ah, Benicio del Toro. Certo. Tutti quelli che hanno a che fare con i toreri mi fanno imbufalire. Ah, certo. E quando un toro si imbufalisce sì, è un casino. Immagino. Prova tu a vivere come un toro. Ogni domingo dentro l'arena con davanti uno vestito da mago Telma che ti fa vedere un pezzetto del lenzuolo rosso e quando finalmente lo vai a scornare ti infilza con uno spiego. E non si fa. Non si fa, Mio bisnonno? Bisnonno? Bisnonno, la F non la tengo. Ah, ok. Mio bisnonno è stato infilzato. Ah, davvero? Mio nonno è stato infilzato. Mio padre è stato infilzato. Mio fratello è stato infilzato. Certo. Ma a lui è stato piaciuto un po'. Perché? È un toro de fatto. Senta, lo so. Io capisco la sua rabbia verso i toreri. In effetti Miguel Bosé è figlio di un famoso torero, però insomma è inutile prendersela con lui, è anche un artista famosissimo. Lo so, sacco di mucche pazze mentre erano con me.
sul più bello hanno sempre voluto mettere nello stadio il Superman di Miguel Bosé. Ah, certo. Mi ha fatto venire dos pelotas così. Senta, prima di salutarci c'è la una curiosità. Nella sua vita non si è mai pentito della sua professione? Sì, una volta. Ah, vedi? Una volta. Era una mucca brasiliana. Si chiamava Vanessa. Allora? Scoperto troppo tardi, il vero nome era Manolo. Grazie. Grazie, signor Coro. Signor Samba. Allora, credo che sia giunto il momento di Paolo Fava. Signori, momento di Paolo Fava. La musica che cammina, il jazz che si fa uomo. Adesso sta per arrivare. Sta per arrivare applausi lenti. Piano, appena. Se no si storge e se ne va. Paolo Fava. Il maestro Fava. I ragazzi di Musicultura lo conoscono perché sanno chi è. Maestro Fava ci ha onorato. Eccolo qua, io mi sposto. Sì, spostati, Rosario, per favore. Ci ha onorato anche oggi della sua presenza. Caobaldi. Sì. Lei non deve sentirsi onorato dalla mia presenza. Oh, finalmente un gesto di umiltà. Consideri Miracolo. Ah, ecco, perfetto. Oggi andrò a suonare con Danilo Rea. Vabbè, per lei mi sembra Rea, certo, uno dei più grandi jazzisti italiani. Non ho la R, non posso Danilo Rea. Per lei mi sembra una cosa normale. No, per me suonare con Danilo Rea è una cosa normale, è per lui che non è normale suonare come ragazzi, insomma, abituato a musicisti minori. Come musicisti minori? Danilo Rea ha suonato con Pino Daniele, minore, Chet Baker. Minorissimo. Ma come minorissimo, scusi? Ma allora, insomma, io a questi tre nomuncoli come nomuncoli? rispondo con Francesco Suppa, Giampiero Cane, allora Mimmo Campanale. L'ultimo deve dire. E Nicola Catacchi. Allora, senta, ci siamo detto tutti. Maestro Fava, lei conosce Miguel Bosé? Chi è di questi quattro? Come chi è? Maestro, è quello lì in mezzo con la maglietta rossa. Mi sta già simpatico perché nel suo cognome non c'è la R. Bosé. Guardi bene, se lo ricordi, è quello lì con la maglietta rossa, eccolo qua. Allora sì, mi sembra di ricordare. Se ricordi, in questo giovanottone facemmo qualcosa insieme. Migliorai con la tromba un suo brano. Come si intitolasse Boari o Ragazzi. Lei lo risuonò? Lo risuonai e gli cambiai il titolo. Come? Brave Fave. Perfetto. Poi migliorai un altro brano che non vorrei sbagliare. Ma ha detto Miguel Bosé. Bosé. Mi sembrava che parlasse di un supereroe. Superman, quello lì. Lo arricchì con la tromba, è vero. E come lo intitolò? Super tromba. Fantastico. Senta, vuole arricchire adesso un altro brano di Miguel Bosé? Non so, ha un brano da fare o casomai? Per me sarebbe un onore, però non so. Ce ne vorrebbe uno lento, vero? Uno che dà atmosfera. A disposizione. Quale vuol fare? C'è uno bellissimo, secondo me potrebbe arrivare al massimo, potrebbe volar via in un modo straordinario, si chiama Se tu non torni. È bello, Maestro, se la sente? Sì, anche se se tu non torni c'è una leggera c'è ironia. Se tu non torni, no, questo sarebbe meglio. No, mancava se tu non torni. Sarebbe meglio. Vabbè, prego, signor. Come ha detto che si chiama? Miguel Bosé. Bosé. Ha le stesse iniziali mie. Pregoci. MB. Almeno quello. Quemarán todos los mares, esperaré aquí, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Dio mi viene a piacere. Eri tan serena quando me querías, alimentivo fresco. No, scusate se smetto di cantare perché preferisco ascoltare questo momento. No, eccolo. Cuenta cómo estoy y sepas lo que hay. La corriera di montagna. Mi amor, mi amor, mi amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré.
scatenato. Eccolo. Sì. È un momento d'oro. Sì, un momento d'oro, bisogna lasciarlo esaurire, sentiamo. È già andato via, è incredibile, è già andato via. È già andato via. Grazie maestro, grazie. Allora, questo ce l'avrai nel tuo curriculum. Pensa a te. Nel tuo... Hai suonato con Fabio, hai cantato con c'è Fabio. Mines tra di voi? Mines? Dove sta Mines? Dov'è Mines? Dov'è? Eccolo Mines! Allora non so se vi ricordate Mines. Allora vi dico, vediamo, adesso ve lo faccio ricordare io. Lo fai ricordare tu? Ciao. Senti? Aspetta, Mines, 3, 2, 1. Sto studiando, sai, per diventare gay. Ve lo ricordate? Non mettevamo. Sto studiando, sai, per diventare gay. Ci sei, Cremonesi? Sto studiando, sai, per diventare gay. Vai Mines! Canti sul disco. Sì. E playback dal vivo si chiama questo. Arriva, eh? Vai. Cercavo una ragazza elastica e di razza per fare un po' di trick-or-treat. Non sono così ricco e incontro solo sante, castissime bambine snob. Sto studiando, sai, per diventare gay e non cercare ancora quello che non mi dai. Sto studiando, sai, per diventare gay e dire allegramente bambine mie goodbye, bye. Cercavo il grande amore ma trovo solo sesso con le bugiarde del Gran Bar. Cercavo un bell'amplesso e trovo il grande amore che mi sistema per un po'. Ritorna Paolo Fava. Sto studiando, sai, per diventare gay ed essere felice anche se non ci sei. Sto studiando, sai, per diventare gay e dire allegramente bambine mie goodbye, bye. Eccolo. Grazie. Improvvisata così, Grazie. Mines, come sono andati gli studi? Non sono riuscito ancora a diplomarmi. Meno male perché ce l'avevo dietro, capito? Se lui non ci mette il doppio senso del cavolo non è contento, cioè proprio una cosa, Siamo quasi in chiusura. Sì. Ma dico quasi, chi c'era? Vogliamo ricordare una cosa: se andate sul sito del sottoscritto www.rosariofiorello.it troverete nella sezione YouTube, che sarebbe YouTube in siciliano, è vero, una cosa fantastica. Allora trovate l'Ignazio Giuè, però video. Quindi c'è proprio la russa che canta carri armati e cose del genere, guarda la vena come mi esce di fuori. Ecco, questo lo potete trovare da oggi, vero? Da oggi? Da oggi lo possiamo trovare. Bene, allora siamo quasi in conclusione. Sì. Adesso vediamo se cerchiamo di sentire, perché chi avesse visto, qui sai che Michele, ieri era la festa della Repubblica Italiana, ieri il 2 giugno, quindi feste, parate militari. E questa sera, chi lo vuole vedere prima, questa sera Ballarò. Avete sentito Ballarò? Ballarò questa sera in chiusura, come sigla ci sarà l'Ignazio Giuè. Adesso sentiamo il ministro della difesa italiano. Chi è il ministro della difesa spagnolo? È una donna. Sì, è una donna. Quella lì. Carma Ciacò. Come si chiama? Carmen Ciacò. Carma Ciacò sa di carro armato, però. Carma Ciacò. Senti, sì, Ciacò, una volta fu. È un passato remoto. Carma Ciacò. Esatto. Allora, ieri però lui è stato il protagonista della giornata, Ignazio. Sì. Alla sfilata delle forze armate di Fori Imperiali era tutto. Ieri ho detto un bimbo a Disneyland. Sì, uguale, era proprio appena vedevi i carri armati. Appena visto. Vabbè, sono passati quelli incappucciati, come si chiamano? Sai quelli corpi della polizia col passaporto? Nox. Vabbè, allora sentiamo un po' dalla sua viva voce come è andata ieri la giornata, Sentiamo se c'è il ministro. Questo vuol dire pronto.
Scusate, vado un po' di fretta, sto andando a casa, mi sto preparando. Vabbè, ma come mai? Ha fatto tardi ieri sera? Ieri è stata una giornata di godori assoluta. Immagino. Non puoi immaginare la gioia di vedere i carri armati scorazzare nel centro storico di Roma. Sarebbe come per lei, Baldini, vedere una corsa di cavalli a Piazza San Pietro. Deve essere stata una bella soddisfazione, immagino. Un giorno indimenticabile, diciamolo. Abbiamo terminato con un bivacco sotto al Colosseo a mangiare carne alla brace. Senta, e chi ha portato il barbecue? Ma che minchia sta dicendo, Baldini? Il barbecue non è da uomo. Ah, no? Noi abbiamo macellato alcuni bisonti, li abbiamo appesi a testa in giù sotto l'arco di Costantino e li abbiamo abbrustoliti con i lanciafiamme dell'esercito. Immagino che abbiate fatto tardi? Notte fonda. Ho organizzato con i capi di Stato Maggiore il gioco della bottiglia. Ah, sì, come no, quella che si sceglie bacio, schiaffo, carezza. Ma che stai dicendo? No. Quelle sono cose da effeminati, noi facciamo il gioco della bottiglia con la bottiglia Molotov. Ma non oso chiedere. Certo, questi sono giochi da uomo. Sì. Noi giochiamo a palla avvelenata. Lo sai che ci mettiamo dentro la palla? No. L'uranio! Beh, comunque avete fatto tardi, ora mi ha detto che va un po' di fretta, si sta ancora preparando. Senta, cosa ha fatto, la doccia? Perché? Perché? Io non ho la doccia. No? Io in bagno ho un autolavaggio con gli spazzoloni e li affronto a torso nudo. Sai com'è? Il muschio nelle ascelle bisogna pure levarlo. Va bene, allora lasciamo completare i preparativi. Senta, si faccia la barba ed esca. Baldini, non offendiamo. Perché? Io non mi faccio la barba. Ah, no? Io mi rado al suolo. Ah, ho capito. E ora la saluto, ho una riunione con il nunzio apostolico. Cosa deve discutere con l'ambasciatore del Vaticano? No, ho impugnato i patti lateranensi. Cioè? I sacerdoti dovranno esortare i fedeli Ce n'è uno con qua. una nuova forma. Glielo dica. Sì? Glielo dica. Qual è? D'ora in poi scambiatevi un segno di guerra. Grazie. E abbiamo fatto anche manco a farla apposta oggi, avevamo un sacerdote in sala e tutti gli argomenti erano sempre là, sempre là. Ma senti, ho un disco di Bimba, ma sì? Mamma mia. Cos'è crollato? Di fava, mamma mia, meno male che lui non c'è. No, se no ti uccideva. Bimba, questo è tuo, questo disco qua. C'hai un gruppo in Spagna? Sì, si chiamano The Cabriolets. The Cabriolets? Come gli assegni miei? Siete te? Io, mio marito. Scusa? No, come i miei assegni. The Cabriolets. Che vuol dire scoperti. Cioè, gli assegni di Baldini Cabrio, ma sono una cosa incredibile. Tu vai lì, lo cambi, ma non è che lo devi cambiare. Se tu hai un assegno firmato da Baldini, no? Sì. Tu lo porti in banca e chiami e ride. Dice scusi, mi dai un co', lui lo guarda e fa l'assegno firmato da Baldini. Lo stesso firmare diabolico, uomo ragno, la stessa cosa. Glielo date a Lolli, guarda. Non l'abbiamo mai fatto. Se a scatola chiusa non abbiamo mai sentito, cioè proprio adesso. Vero, così. Chi canti te e poi c'è tuo marito che fa tuo marito. Mio marito fa il bass player, non so come si dice in italiano, bassista. Come il nostro Carmelo. E poi? E poi la batteria un amico mio che si chiama David. Come il nostro non è lui per caso. No. Siete in tre? Tre. Siamo in tre. Beh, adesso lo sentiamo, signori. Il gruppo Cabriolets. preferito da Baldini, adesso lo mettiamo tutti i giorni. Cabriolet. Sentiamo i Cabriolet. Molto molto bello. Se vuoi ci puoi cantare sopra, Grazie. Stavo aspettando che me lo dici. Now it is, but I'm so furious that makes it difficult. Non mi so la lettera. The way I feel about us. Don't impress me with your speeches and your lectures. Accompagnami con la
confidence. I want to bravo. È il tuo momento. Eccolo Fava. There's certain things you can't forget. Yeah. So why don't you accept it? Makes me hysterical. We gotta accept it entirely. Transformation. Bravo. Question of time. So I feel it intensifying. Come down and cooperate before it's too late. Let's heal it. That's the only way. The only way. Don't impress me with Scusa your Bim, ma abbiamo finito. Abbiamo finito, no, grazie al cabriolet. In anteprima assoluta l'abbiamo suonato noi per primo. Me lo faccio duplicare io, giuro, è bello. Aspetta, chiamiamo Sì. gli spostati. Spostati? Sì, ciao. Come va? Bene. Scusate se abbiamo rubato 3 minuti, ma avevamo il cabriolet da sentire. No, certo. Poi c'è Miguel Bosè che salutiamo, un onore. Sono i vicini. Ciao Miguel. del programma. Ciao. Hola, Ci che tal? aspettavamo Nena come singolo estratto da Papito, che è un capolavoro, come mai? Non lo so, sai, questo dipende dalla mia casa discografica. Qual è sono loro che scelgono. Qual è la casa? Carosello. La Carosello. Carosellos. 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 Sì, Carosello? C'è Carosello? Sì, sono loro. Ah, siete voi della Carosello? Come va? Dai, Ma facciamo. Carosello fa capo a cosa? C'è Sony, cose in mezzo? No. Carosello. No, Carosello però. È una casa indipendente. Indipendente. Carosello. Altri artisti che avete nella anche Carosello? indipendente da loro. Quali sono altri stessi. artisti oltre Miguel alla Carosello? Un tempo era la casa di Vasco Rossi. Angun. Angun, e le bistecche di Angun famose, no? Quelle Io roba Angun, che una lo so. trombettata in testa con queste bistecche. Gli ha dato il microfono. Era la vecchia casa di Vasco Rossi. No? Esattamente. Eccola là, era la vecchia di Vasco Rossi. Quindi rigorosamente indipendente e siamo i pochi rimasti. È quella che volevo dire, perché ormai qualsiasi casa Mi dicono anche di Modugno, vero? Anche di Modugno, di è Mina, la storica Carosello. Giorgio Gaber. Io c'avevo i come si chiama? I 45 Sì, Carosello, giri certo. blu. Era blu la cosina, così Carosello. Esatto, Invece Sì, sì, era. E ormai tutte le piccole case discografiche sono state Sì. inglobate. Emi, Asoni. Tutte Asoni nomi e corti. Taganti. Sì, infatti. Capito? Invece loro. Emi, sono rimasti Eli. lì. Bene. Allora, voi che avete spostati? Oggi abbiamo una blogger che è diventata scrittrice, Pulsatilla. Buongiorno. Buongiorno Pulsatilla. Fiorello, io sono venuta qua per te, non mi hai filato minimamente, sono molto offesa. Ma gli succede Dio, spesso da ma quando come? si fa crescere i capelli, Ma no, io non so niente. Quando ti sei. Scusa, quando sei Mi sono avvicinata al gabbiotto, ho fatto vedere anche un po' di décolleté, ma tu proprio. Ah no, niente. no, ormai su quello no, io sì, ormai ho basta. peso al chiodo. Abbiamo dato anch'io, ormai, basta. È Su quello è finita. Vabbè, mi toccano gli spostati, me li fanno andare bene. Visto Guarda, che sei È un caduto. po' come il CD di Viva Radio 2 di Ron, no? C'è Sì, il Viva Radio, no, esaurito c'è Ron. Comunque Uguale. anche noi avremmo voluto avere Miguel Bosè, invece abbiamo Pulsatilla. Beh, quindi, insomma, ognuno quel che si Mi merita. raccomando Pulsatilla che attenta quando loro ti diranno a un certo punto vuoi venire in bagno con noi, stai attenta, ok? Che devo fare? No, niente. Non seguirli. No, nel senso. Potresti vabbè, trovare un cane antidroga. Ti dico solo questo. Inox Ok, del bagno. Inox, esatto. Va bene, vi daremo la linea tra qualche istante, giusto il tempo Sì. dei saluti. Sì. Baci. Allora, Ciao. grazie, ciao ragazzi, ciao Pulsatilla e salutiamo Miguel Bosè e Bimba. La nostra orchestra, gli autori tutti, Marco Baldini, Fiorello. la Carosello, Eccola qua. la Carosello e poi il pubblico di Viva Radio 2, i ragazzi di Musicultura, Giorgio Barsotti e il cavallo, Viva Radio 2. e il nostro cantautore poeta Mannarino. Eccolo là. Ciao Mannarino, bravo Mannarino. T'hanno chiamato? T'hanno Sì. già detto qualcosa? Il lupino Mannarino. Tuo nonno ti ha chiamato? Come tuo nonno? Vabbè, cioè, l'hanno sentito, qualcuno l'ha sentito. Che ti ha detto tuo nonno? Fammi sentire Cambia che t'ha mestiere? detto. Mi ha detto hai fatto bene a fare la canzone più lunga che ti pagano di più dei SIAE. Capito? Cioè, vedi il nonno saggio. Hai capito il nonno? Allora No, ma dopo sta era cosa, contento. so già che Musicultura si è interessato a te. Potrebbe essere anche, che ne so, se da cosa nasce cosa, auguri. Ricordatela sta puntata. Miguel Bosè, Bimba Bosè, Baldini, gli assegni Cabrio e Tutto, ricordate.
E la Carosello, che non si sa mai che è la Carosello. Allora, grazie a tutti, appuntamento a domani. Chi c'è domani? Chi c'è domani? Chi lo sa? Favino. L'attore. Favino. Grande attore. Grazie, abbiamo chiuso. Ciao. Siamo già in tempo tardi. Ciao. E in Negramaro pure. Minchia, puntatona, dai. Ciao.